Oggi è sabato 14 novembre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 14 novembre 1934. Allo stadio Highbury di Londra, la nazionale di calcio dell'Inghilterra sfida quella dell'Italia campione del mondo. Gli inglesi non partecipano ai mondiali ritenendosi superiori in quanto inventori del calcio. Quella che dovrebbe essere un'amichevole, ma è una sfida carica di significati, scelgono di giocarla a novembre per il clima locale non adatto ai calciatori di un paese mediterraneo. Il CT della nazionale italiana, Vittorio Pozzo, ne è consapevole e vorrebbe rimandare l'incontro. Ma il regime fascista vuole a tutti i costi una dimostrazione di forza. Così la partita si gioca, come temeva Pozzo, in una giornata di fitta nebbia e pioggia. Già nei primissimi minuti il portiere Carlo Ceresoli deve neutralizzare un calcio di rigore di Eric Brook. Subito dopo Edward Drake interviene duramente sul centro mediano Luis Monti, fratturandogli l'alluce del piede sinistro. Il regolamento ancora non prevede le sostituzioni, per cui l'Italia, senza il forte difensore argentino naturalizzato italiano, affronta tutta la partita con un uomo in meno. L'Inghilterra chiude il primo tempo per 3-0, con 2 gol di Brook e 1 di Drake. Dopo l'intervallo l'Italia torna in campo con decisione e orgoglio. Giuseppe Meazza segna 2 gol e sfiora il pareggio colpendo la traversa. I campioni del mondo escono sconfitti, ma tra gli applausi degli stessi tifosi inglesi per la loro prestazione. Il radiocronista Nicolò Carosio conia per i calciatori azzurri l'espressione "i leoni di Highbury" e la sfida rimane nella storia sportiva con il nome di Battaglia di Highbury. Esattamente 39 anni dopo, il 14 novembre 1973, un'altra partita tra l'Inghilterra e l'Italia, vicecampione del mondo in carica, giocata in quella data proprio per celebrare la ricorrenza nello stadio di Wembley, entra nella storia. Dopo una gara combattuta a 4 minuti dalla fine, ribadendo in rete una respinta del portiere inglese Peter Shilton su un forte tiro cross di Giorgio Chinaglia, Fabio Capello segna il gol che dà all'Italia la prima vittoria della storia in casa degli inglesi. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.